Rossella Olivo torna in campo. L'ex sindaco di Romano Dezzelino scende in lizza dopo un mandato in minoranza per la guida del comune e sfida il sindaco uscente Simone Bontorin con la lista Romano per tutti. Sollecitata un po' da tutti, mi sono rimessa in gioco. Su cosa focalizzerà la sua attenzione? Beh, si focalizzerà soprattutto su quello che riguarda l'interesse del territorio e quello che riguarda l'ordine del territorio. Poi ci sono importanti cose da fare, adesso soldi del PNR ne arrivano tanti, quindi tengo presente tutta la riqualificazione del contesto di Villa Negri, che è un contesto importante che vorremmo trasformare in polo culturale come avevamo già iniziato. In lista qualche volto noto, ma anche molti giovani che hanno deciso di mettersi in gioco per il futuro di Romano Dezzelino. Ho deciso di scendere in campo con gli amici del gruppo Romano Giovani per cercare, anzi di voler fare sì che Romano diventi un punto di incontro e di coesione per noi giovani, e a partire dal lavoratore allo studente, alla giovane famiglia, e che diventi un punto di riferimento e un punto non solo di approdo e di crescita per noi giovani, ma anche di stanziamento per il futuro. E c'è spazio anche per le famiglie e per le loro esigenze. Mi specializzo per il bene di tutti i bimbi, soprattutto nei parchetti, nelle aree comunali dove si possono comunque portare i bimbi e sì, io faccio per il bene del mio paese e sono contenta di questa cosa. La stella polare è quella della coerenza. Bisogna essere coerenti, come c'è scritto nel tabellone, bisogna essere preparati non solo sui social ma anche nelle carte reali che parlano. A mio parere sì, la coerenza